Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Una studentessa 24enne originaria del Trapanese trovata morta nel suo appartamento a Roma alla vigilia dell'ultimo esame alla LUISS. Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Ancora spari nella notte a Catania, raffica di colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione nel quartiere San Giorgio. Nessun ferito, indaga la polizia, tra le ipotesi un possibile gesto intimidatorio. Produceva marijuana adulterata e realizzava documenti falsi in 2 laboratori clandestini. Arrestato a Catania dalla polizia un 38enne letton ricercato in Europa con mandato tedesco. Stop alla raccolta dei rifiuti indifferenziati a Catania. Tra impianti locali saturi e difficoltà nell'export, il sistema va in tilt e il comune corre ai ripari con un conferimento straordinario a Termini Imerese. Palermo si sono svolti i funerali di uno dei 2 operai morti nella tragedia di via Marturano, mentre per l'altro è previsto il rientro della salma in Tunisia. Prosegue intanto il lavoro degli investigatori che ha portato a 4 indagati. Catania, la polizia celebra i 174 anni con una cerimonia tra inaugurazione della nuova sede e riconoscimenti agli agenti. Questa sera il concerto della banda al Teatro Massimo Vincenzo Bellini, trasmesso in diretta su Antenna Sicilia a partire dalle 19:30. Il calcio sotto lo sguardo attento di Toscano, il Catania prepara la sfida contro il Potenza. Domenica sera al Massimino out Casassola, ma torna disponibile Jimenez nella sfida che vale la conferma del secondo posto in classifica. Ancora ben trovati sgomento e dolore nel Trapanese per la morte di una giovane studentessa di Santa Ninfa, trovata morta ieri nel suo appartamento di Roma. Oggi la giovane era attesa per l'ultimo esame e poi per discutere la tesi alla LUISS. La procura intanto ha disposto l'autopsia, ma sentiamo il servizio di Laura Spanò. Doveva essere un giorno di festa, ma invece per la famiglia Indelicato di Santa Ninfa in provincia di Trapani si è trasformato in una tragedia. Oggi Miriam Indelicato, 24 anni, avrebbe dovuto sostenere l'ultimo esame all'Università Luis Guido Carli di Roma, dove era iscritta, e poi la tesi, un traguardo atteso da tutti gli universitari. Miriam ieri invece è stata trovata morta all'interno del suo appartamento. Al momento le cause della morte restano da chiarire, con la polizia impegnata a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Sul caso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Tra le piste al vaglio ci sono anche quella dell'incidente domestico e quella di un gesto volontario. La procura ha già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della morte. La mamma di Miriam è originaria di Santa Ninfa, il papà di Campobello. A Castelvetrano invece la ragazza aveva frequentato il liceo delle scienze umane. Un dolore che lascia sgomente oggi 3 comunità, quella di Santa Ninfa, Campobello e Castelvetrano. A Catania si torna a sparare in 2 a bordo di uno scooter, fanno fuoco contro un'abitazione nel quartiere di San Giorgio e fuggono. La polizia ha trovato 13 bossoli davanti alla casa di una pensionata e del figlio, entrambi incensurati. Non si esclude comunque alcuna pista. Eva Spampinato. Un portone crivellato dai colpi di pistola segnato da forinetti 6-7 all'altezza d'uomo e le telecamere che riprendono 2 uomini sparare e fuggire in scooter. E questa è l'immagine che apre la scena della sparatoria avvenuta nella notte nel quartiere di San Giorgio a Catania. Intorno alle 2 il silenzio dello stradale Cravone è stato squarciato da una raffica di colpi d'arma da fuoco diretti contro questo appartamento al piano terra, ma nessuno ha sentito nulla, anche chi questa mattina usciva proprio da questo appartamento. Ma lei ha sentito qualcosa stanotte? No, io dormo la notte. No, veramente no, è la prima volta che lo sento dire, non ne ho sentito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato 13 bossoli sull'asfalto esattamente di fronte alla casa, che appartiene ad una donna di 68 anni, vedova e pensionata, che vive con il figlio di 38 anni. Entrambi sono incensurati. Nessuno è rimasto ferito, ma resta forte la preoccupazione per un gesto che al momento non trova spiegazioni, solo la certezza che le notti catanesi sono tornate ad infuocarsi. Tra le ipotesi anche quella di una intimidazione.
Messina, 6 persone sono state arrestate per la sparatoria del 7 dicembre nel rione Camaro, legata a una faida tra gruppi criminali. 4 in carcere, 2 ai domiciliari. I reati contestati sono uso illegale di armi e minacce. E adesso a una notizia che arriva da Catania: produceva marijuana adulterata ma anche documenti falsi. Un ricercato è stato arrestato dalla polizia. Sentiamo. Un uomo di 38 anni di origine lettone è stato arrestato a Catania dagli agenti della squadra mobile della questura. In 2 distinti laboratori produceva marijuana adulterata, addizionata con cannabinoidi di sintesi, una droga altamente pericolosa per la salute, e documenti falsi. È stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana occultata all'interno di uno scatolone che trasportava in macchina. Abbiamo deciso quindi di fare una perquisizione nel luogo da dove era stato visto uscire e ci siamo imbattuti in un vero e proprio laboratorio per la produzione di cannabis adulterata con pericolosi cannabinoidi sintetici. Ma le sorprese non sono finite qui, perché estendendo la perquisizione anche all'abitazione di dimora del soggetto, ci siamo resi conto che all'interno di questo appartamento era allestita una vera e propria stamperia di documenti falsi, ovvero patenti e carte di identità. Ma la stessa carta d'identità esibita dall'uomo, che asseriva di essere un cittadino lussemburghese, è risultata anch'essa falsa. Dallo sviluppo delle sue impronte i poliziotti sono risaliti al cittadino lettone, ricercato in campo europeo in quanto a suo carico risultava un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati in materia di stupefacenti. Cambiamo argomento, perché a Catania si profila un'emergenza nella raccolta dei rifiuti, perché c'è lo stop proprio della raccolta dell'indifferenziata. La discarica normalmente utilizzata è satura, ma è anche colpa della crisi internazionale. Sentiamo i motivi nel servizio di Lorena Dolci. Dalla guerra ai rifiuti, se i sacchetti della spazzatura sono rimasti davanti al vostro portone di casa, una delle cause è riconducibile alle tensioni internazionali. Ecco perché la frazione dei rifiuti indifferenziati raccolta a Catania viene di solito portata nella discarica di Codavolpe, gestita dalla Sicula Trasporti, un sito che ha raggiunto il livello di saturazione. Una ragione è che una parte dei rifiuti viene inviata in Danimarca, dove però gli impianti sono in manutenzione. L'altra è legata alle attuali difficoltà nei trasferimenti via mare. I conflitti in Medio Oriente dunque sono alla base non solo del caro carburanti, ma anche della nuova emergenza rifiuti, che in attesa della realizzazione dei 2 inceneritori previsti dalla Regione continuano ad essere inviati all'estero. Per evitare una paralisi del sistema, il sindaco trantino ha firmato un'ordinanza che dispone il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati nell'impianto di Termini Imerese. I camion sono in viaggio dunque per evitare l'accumulo dei sacchetti e il proliferare di microdiscariche, in attesa di tornare presto alle normali condizioni del servizio. Circa 3.000 litri di gasolio agricolo sequestrato, 5 persone denunciate a Vittoria, nel Ragusano, nell'ambito di un'operazione contro frodi e irregolarità nella filiera dei prodotti energetici. Ma sentiamo tutto nel servizio. Veronica Barbarino. Gasolio agricolo usato illegalmente per alimentare mezzi industriali. A Vittoria scatta il blitz della Guardia di Finanza, che ha sventato un tentativo di illecita cessione di gasolio ad accisa agevolata tra un'azienda agricola e una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e Movimento Terra. Nel corso delle verifiche, le Fiamme Gialle hanno scoperto all'interno dell'azienda anche 2 cisterne contenenti altro gasolio verde e accertato che i mezzi pesanti e le macchine operatrici lo stessero utilizzando. Circa 3.000 i litri sequestrati e 5 le persone denunciate per sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e perché privi del necessario certificato di prevenzione incendi. Ricordiamo infatti che questa tipologia di gasolio, riservato esclusivamente ai fini agricoli, ha un'IVA agevolata al 10%. Sono in corso gli accertamenti fiscali per quantificare le imposte evase. Sequestrati i beni agli eredi del boss Salvatore Di Gangi tra Sciacca e Ribera. Adelaide Barbagallo.
2 case, un magazzino e 17 terreni. Questi i beni sequestrati ai familiari dello storico capomafia di Sciacca Salvatore Di Gangi, fedelissimo del boss Totò Riina. È morto nel 2021 a 79 anni travolto da un treno a Genova dopo essere stato scarcerato. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri dei comandi provinciali di Palermo e Agrigento su decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. La forte sproporzione tra i beni accumulati e le entrate fiscalmente dichiarate hanno orientato l'inchiesta. Un percorso investigativo che si è allargato dai profili patrimoniali del defunto boss fino ai suoi familiari ritenuti destinatari del patrimonio illecitamente accumulato nel corso degli anni. Di Gangi era stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa e aveva scontato lunghi periodi di detenzione. La sua storia criminale continua a produrre conseguenze giudiziarie anche adesso, dopo la sua morte. A una settimana dalla tragedia di via Marturano è tempo di funerali per le vittime mentre l'area resta sotto sequestro. A Palermo continuano le perizie per spiegare il dramma. Maglio Viola. Si sono tenuti ieri nella chiesa di San Vito a Palermo i funerali di Dani Luc Tiber, 51 anni, uno dei 2 operai morti nella tragedia sul lavoro di via Ruggero Marturano a Palermo. L'uomo di origine romena ha lasciato proprio in città la famiglia. Si svolgeranno invece in Tunisia i funerali del suo compagno di lavoro e di sorte, il tunisino 41enne Nahi Jaid. Mentre si svolgono i riti dell'ultimo saluto, continuano le indagini sulle cause della tragedia dopo che ieri sono finiti nel registro degli indagati, oltre il committente dei lavori e il titolare dell'impresa, anche il proprietario della gru affidata per quei lavori e l'operatore gruista. Nuove perizie tecniche si sono svolte ieri e altre oggi e puntano a verificare il funzionamento dei sensori di allungamento, un dispositivo della gru che avrebbe dovuto avvertire che il braccio era troppo esteso e il carico sbilanciato. Proprio da queste analisi potrebbe dipendere la responsabilità oggettiva della tragedia. Parallelamente in corso indagini amministrative sui contratti dei 2 operai. Sin dall'inizio si è parlato di lavoratori in nero, ma l'impresa ha fornito agli inquirenti contratti a termine regolari e in via di registrazione. L'area di incidente resta comunque sotto sequestro e la strada chiusa al traffico con la gru e il suo braccio piegato ancora lì a ricordare ai passanti la tragedia avvenuta ormai una settimana fa. Dopo il terremoto giudiziario sulla frana Niscemi, la Regione reagisce. Nessun blocco sui finanziamenti e scarica la responsabilità sugli iter mai completati. Intanto la Procura amplia l'inchiesta e arrivano i primi aiuti alle imprese colpite. Gerry Italia. Era prevedibile e puntuale è arrivato. L'effetto dell'inchiesta sulla frana di Niscemi scuote politica e istituzioni. Al centro la gestione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e il nodo dei finanziamenti mai arrivati. La Regione ha rotto immediatamente il silenzio e ha provato a chiarire la propria posizione. La struttura commissariale non decide autonomamente, scrivono, ma interviene solo al termine di un preciso percorso burocratico. Un iter che parte ai comuni chiamati a presentare i progetti passa dalla verifica dell'autorità di bacino e approva fino alla piattaforma Rendis. Solo allora, e in base alle risorse disponibili, a livello di rischio scatta il finanziamento ed è proprio qui che emergerebbe il punto critico. Secondo la Regione per Niscemi in 9 anni non sarebbe mai arrivata una richiesta completa e conforme, nemmeno dopo la frana del 2019, e per il progetto da 4.800.000 euro sulla zona Belvedere, colpita anche dall'ultimo evento franoso, sarebbero stati richiesti 2 aggiornamenti tecnici rimasti senza risposta, un passaggio mancato che di fatto avrebbe bloccato tutto, un quadro che suona come un invito implicito agli inquirenti a guardare altrove, ma la procura non si ferma. L'indagine, come conferma il procuratore Vella, è solo all'inizio. Altri 2 filoni sono pronti a partire sotto la lente: la gestione delle acque nel sottosuolo e le eventuali violazioni edilizie in zona rossa dopo il 1997, e il numero degli indagati è inevitabilmente destinato a crescere. Nel frattempo arrivano i primi segnali concreti per il territorio. La Regione ha già erogato 56 contributi straordinari alle imprese danneggiate dalla frana, quasi 1 milione di euro complessivo, fino a 20.000 euro per ciascuna azienda per sostenere la ripartenza. Ma non tutte le pratiche sono chiuse, alcune restano sospese per documentazione incompleta, altre sono ancora in fase di valutazione. Tra accuse, verifiche e attese intanto Niscemi resta sospesa e mentre la terra continua a raccontare le sue fragilità, la verità giudiziaria è ancora tutta da scrivere. E adesso una pausa, rientriamo tra poco con un servizio che riguarda la defiscalizzazione per nuovi residenti in Sicilia. Tra poco.
Siamo tornati in studio e vi parliamo adesso di un decreto che è stato ideato dalla Regione siciliana per cercare appunto di ripopolare nell'isola anche i vecchi borghi, proponendo una defiscalizzazione, quindi degli sconti fiscali ai nuovi residenti nell'isola. Ma ci spiega tutto Marco Gullà. Rimborso dell'IRPEF del 50% per tutti coloro i quali dall'estero si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un comune dell'isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell'ultima legge di stabilità, il decreto dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino. Obiettivo: incoraggiare persone fisiche, soprattutto pensionati, a trasferire la residenza e comprare casa in Sicilia. Abbiamo varato una misura storica, un'iniziativa pensata per l'attrazione di nuovi residenti che attualmente è unica tra le regioni italiane. Con il decreto attuativo che ho recentemente firmato diamo il via libera a un vero e proprio payback fiscale. La Regione, in sostanza, offre un rimborso IRPEF a fondo perduto pari al 50%. La defiscalizzazione potrebbe anche avere un altro obiettivo, ovvero quello di ripopolare vecchi borghi. Essa riuscirà ad attrarre cittadini stranieri, magari pensionati, che decidono di venire a vivere nei nostri borghi per una parte dell'anno e oppure trasferirsi in essi in maniera definitiva. Nell'iter del decreto serve adesso la firma del Presidente Mattarella e la pubblicazione poi sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà poi la volta della Regione Sicilia tradurre nero su bianco i meccanismi di applicazione di tutte le agevolazioni. Adesso torniamo brevemente a Catania, topi morti e larve, è la situazione igienico-sanitaria dei dipendenti che operano nella Guardiola del centro smistamento poste, una situazione indegna di un luogo di lavoro civile, scrive il segretario della Will Poste Cambria. Una situazione che si ripresenta, denuncia il sindacato, nonostante gli interventi finora non risolutivi da parte dell'azienda. Voltiamo decisamente pagina, vi mostriamo una nuova casa per la sicurezza. Nell'anniversario che guarda al futuro, la Polizia di Stato celebra 174 anni della sua storia e a Catania contestualmente c'è l'inaugurazione della nuova sede della Questura, moderna, funzionale e vicina ai cittadini. Desiree Ferlito. Non solo celebrazioni, ma un segnale concreto di presenza sul territorio. La Polizia di Stato compie 174 anni e a Catania inaugura in Viale Ulisse la nuova sede della Questura, una nuova casa più moderna, funzionale e vicina ai cittadini. Alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Penso che sia uno splendido risultato di cui dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi, perché è la dimostrazione della sinergia tra le istituzioni statali e gli enti locali. A tagliare il nastro l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Partecipato il discorso del questore di Catania Bellassai, la parola che mi viene in mente per descrivere il nostro lavoro è squadra, parte di un tutto tutti insieme. Lo dicono i numeri che fotografano l'ampio spettro di efficienza delle nostre iniziative. Abbiamo risposto alla domanda di sicurezza del territorio, continua il questore. Anche su questo è intervenuto il prefetto Pisani. È importante trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza che rifletta quello che è l'effettivo e costante impegno tutti i giorni, non solo da parte della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine, della magistratura e del governo a sostegno del nostro operato. Nel corso della cerimonia spazio anche al riconoscimento del lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa, premiati gli agenti distintisi in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico. E poi il momento più solenne, l'omaggio ai caduti e la deposizione della corona alla stele che ne custodisce i nomi. A chiudere le celebrazioni il concerto della banda della Polizia di Stato al Teatro Bellini, che Antenna Sicilia trasmetterà in diretta a partire dalle 19:30. Una festa, ma soprattutto un impegno rinnovato, esserci ogni giorno al fianco dei cittadini. E adesso andiamo a Palermo, dove torna la via dei librai, 3 giorni di presentazioni, incontri e occasioni di confronto. E poi soprattutto l'importanza della lettura, il valore del libro. Marco Gullà.
Palermo, cultura, giovani, 3 keywords che rientrano nell'apertura della manifestazione La Via dei Librai, da oggi in corso sul Cassaro. Per 3 giorni il percorso arabo-normanno diventa luogo di incontro tra lettori, librai, editori e autori. Lungo l'asse che attraversa il Cassaro si susseguiranno anche presentazioni, incontri e occasioni di confronto. Siamo i commercianti del Cassaro Alto, siamo le associazioni che abbiamo creato, che abbiamo unito per creare questa partecipazione. La Via dei Librai è un momento di cultura che noi spendiamo anche da commercianti con questa partecipazione, proprio per riportare il Cassaro ancora più in vita, al di là dei turisti, ma col palermitano. Cultura non è solo cultura a livello di libri, perché il Cassaro fa anche legalità. Legalità per noi è importante, vivere con le regole. Partecipazione, noi chiediamo ai giovani, e devo dire che l'abbiamo avuto la partecipazione, perché secondo me bisogna iniziare sin da piccoli ad educare i ragazzi alla lettura. E la passeggiata al Cassaro oggi ha un sapore diverso, o meglio, un profumo più intenso, quello del libro. Io vedrei una lotta tra la tecnologia e il libro classico. Io dico che vince il libro, perché poi alla fine bisogna ritornare indietro per acquisire cose del futuro, perché la macchina non sostituirà mai il libro. Ovviamente bisogna veicolare messaggi che possano incuriosire i giovani, che oggi sono abituati a un'acquisizione di informazioni in maniera veloce, attraverso l'iPad, attraverso lo smartphone, e quindi spiegare che al di là della superficialità esiste anche una profondità. Quindi va approfondito qualsiasi concetto e vanno stimolati a leggere su carta stampata. È importantissimo sentire l'odore, aprire il libro, sfogliare le pagine. Non è la stessa cosa di leggere da un tablet o da un telefonino. C'è un'altra pausa, ci fermiamo ancora e poi torneremo con il calcio. In particolare vi parleremo dell'allenamento di oggi del Catania in vista della gara interna contro il Potenza. Torniamo tra poco. E siamo al calcio, Catania in campo questa mattina per gli allenamenti agli ordini di Mimmo Toscano in vista della partita di domenica contro il Potenza, una gara che può segnare la certezza del secondo posto. Francesco Triolo. Il Toscano bis è iniziato ieri e già da questa mattina si è proseguito sul solco di quando il tecnico aveva lasciato il Catania. C'è da preparare la partita contro il Potenza domenica sera, che dovrà servire per mettere al riparo il secondo posto in classifica. Questa mattina il tecnico ha diretto il secondo allenamento schierando la squadra in campo e provando gli 11 da schierare per il suo secondo esordio al Massimino. Toscano non ha ritrovato Casasola, infortunato da qualche giorno a causa di un problema muscolare, una lesione al retto femorale della gamba destra che non avrà un recupero rapido. Il giocatore, che ha saltato l'ultima partita per squalifica, ha già cominciato il percorso di recupero e si spera di riaverlo almeno per l'avvio dei playoff promozione. Toscano invece per la gara di domenica avrà nuovamente Jimenez, che ha scontato il suo turno in squalifica. C'è anche Forte, che vuole tornare ad esserci proprio nel momento decisivo della stagione. C'è Cicerelli, che Toscano aveva lasciato infortunato, invece ieri e oggi si è ritrovato sul campo. Allenamenti blindati in questa prima fase, perché l'allenatore calabrese vuole lavorare con serenità e senza pressioni ulteriori rispetto a quelle che già ci sono. E oggi, dopo il nostro telegiornale, come ogni venerdì, lo spazio sarà con preview condotto da Marco Carli, motivi tecnici che hanno portato al nuovo cambio in panchina al Catania, il ritorno di Toscano. E così anche un'altra tematica è quella legata al come si comporterà il club con il ruolo di DS dopo l'addio di Pastore. Poi naturalmente i temi tattici prima della partita di Potenza. Tutto dunque su preview tra pochissimo dopo la nostra sigla. Giusto il tempo di ringraziarvi per averci seguito e di ricordarvi che Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti buon pomeriggio.